Giovedì 28 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi vedremo un bel progetto per dare lavoro ai giovani, ci chiederemo se gli UFO ci sono davvero e poi parleremo dell'enigma Palermo con l'ex sindaco Leo Luca Orlando. Ma innanzitutto la cronaca delle ultime ore: è stato sgominato un gruppo criminale internazionale che gestiva i viaggi dei migranti in Europa, aveva delle cellule operative in Africa, in Italia e anche in Francia. Vediamo. Una vera e propria agenzia di viaggi per stranieri, anzi per migranti, che volevano lasciare l'Africa per andare in Europa. Ma il costo del biglietto era molto alto e in alcuni casi non era nemmeno quantificabile in termini economici, perché la merce di scambio era il sesso. La polizia di Catania e di Genova ha arrestato una banda internazionale che organizzava i viaggi in cambio di denaro, ma anche di prestazioni sessuali. Nelle conversazioni intercettate, infatti, i criminali si scambiavano pareri sulla bellezza e sul fisico delle migranti. Libia, Guinea, Costa d'Avorio, Tunisia e Marocco, Genova, Torino, Asti, Cuneo e Ventimiglia le città di riferimento della banda. Da 200 a 1200 euro il prezzo del biglietto. In pratica l'organizzazione era in grado di garantire al profugo la realizzazione del suo progetto, dal paese di origine a quello di destinazione, passando per città di solo transito come in Italia. Treni, auto, bus, tutti i mezzi necessari per gli spostamenti venivano messi a disposizione, inclusi i documenti falsi. Il migrante veniva seguito da vicino dallo spostamento dal centro cui veniva affidato in accoglienza dallo Stato italiano fino al luogo dello sconfinamento. Veniva offerta anche ospitalità e poi la presa in carico da parte di alcuni membri della organizzazione una volta raggiunta la Francia. Le indagini sono partite dalla Sicilia seguendo una minorenne arrivata ad Augusta nel 2021. La ragazza, che si trovava in un centro del catanese, era fermamente intenzionata a raggiungere la Francia seguendo le indicazioni avute in Libia. Il terremoto dell'altra notte ai Campi Flegrei ha riproposto il tema della fragilità del territorio nazionale. La Sicilia è particolarmente a rischio. A Catania c'è stato un convegno in occasione del centenario dell'Ordine degli Ingegneri in cui è intervenuto il ministro della Protezione Civile Musumeci, sollecitando un piano nazionale per fronteggiare e prevenire i terremoti e anche per suggerire e stimolare noi cittadini a fare un po' i volontari di protezione civile. Vediamo come. La terra trema ai Campi Flegrei, ricordando ancora una volta che l'Italia è un territorio vulnerabile e spesso devastato da terremoti, frane, crisi idriche. Dopo la spinta emotiva della catastrofe si spengono i riflettori, ha detto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ospita al congresso nazionale dell'Ordine degli Ingegneri che festeggia 100 candeline a Catania. La nostra isola è particolarmente esposta al rischio frane, al rischio idrogeologico, senza parlare del rischio vulcanico e di quello sismico. C'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di semplificare le procedure, questo a livello nazionale. Naturalmente abbiamo già lavorato a un disegno di legge per le ricostruzioni e stiamo lavorando a un disegno di legge per un piano nazionale di mitigazione del rischio sismico. Accanto all'impegno del governo serve però l'impegno di tutti, anche dei cittadini. Ma è la gente soprattutto che deve diventare volontario di protezione civile. Ogni cittadino deve capire che non serve affidarsi al fato. Prevenzione che parte dalle scuole. Il piano prevede anche un'ora settimanale di educazione al rischio. Il ministro respinge poi le polemiche sulla proposta di condono arrivata sul tavolo del governo. Se una finestra costituisce un abusivismo perché è allargata 10 cm rispetto al progetto, io sono perché quella finestra venga sanata. È chiaro che se parliamo di ville costruite in riva al mare o sul greto di un fiume o in zone di assoluto rispetto, no, lì ci vuole la ruspa. Prima di lui in videoconferenza i ministri Urso del Made in Italy e quello delle infrastrutture Salvini, che di fronte alla platea degli ingegneri ha ribadito il cronoprogramma sul ponte. Inizio cantiere estate 2024, primo treno nel 2032. Bene, adesso passiamo alla rassegna stampa regionale, Angelo. Sì, direi di partire proprio dall'ultimo dato del servizio sul
sul convegno sugli ingegneri alla partecipazione di Salvini. Insomma, non è realmente realistico quello che dice Salvini, perché i tempi saranno molto lunghi, c'è tensione tra Lega e Fratelli d'Italia. Foti frena Salvini, non si illudano le persone sulla posa della prima pietra nel 2024. Molto severo. Quindi, diciamo che c'è in qualche modo uno stop proprio all'interno della stessa maggioranza a quello che è il programma, il progetto previsto dal Ministro delle Infrastrutture. Questo per riagganciarci a quello che abbiamo sentito nel servizio. Adesso la prima pagina del quotidiano La Sicilia, con le notizie che riguardano proprio la manovra, che è una manovra in deficit, dote di 14 miliardi, crescita più debole ma meno debito. Meloni, ora basta sprechi. Giorgetti, numeri ragionevoli, l'Unione Europea capirà. Il ponte, ne abbiamo già parlato, chiamato il ponte dei sospiri. Bello questo, non è Venezia ma è lo stretto di Messina. C'è tensione nella maggioranza, Fratelli d'Italia come abbiamo visto gela Salvini, nel 2024 niente prima pietra, ma Giorgetti primi fondi in arrivo. Insomma, la questione è ancora ampiamente dibattuta, esatto, molto aperta. E poi la sepoltura di Matteo Messina Denaro, rose gialle e donne vestite di nero, un addio blindato per l'ex Primula Rossa. E poi una serie di notizie che arrivano anche da Catania. Intanto per la morte di Nicole, definitiva la pena per la ginecologa e tutte le assoluzioni, una vicenda che ha lasciato un po' tutti, diciamo, in quel periodo così attoniti, perché una bimba insomma, nata e poi morta in ambulanza mentre veniva trasportata da una clinica verso altre strutture. Ancora sempre dalla prima pagina della Sicilia si parla anche di migranti. La Germania sblocca il patto e quindi Parigi elogia Meloni, a Malta uniti. Staremo a vedere che cosa significano tutte queste cose. La Scala dei Turchi passa al comune, adesso è un bene pubblico, quindi ci sono delle novità su quello che è certamente una delle zone più a richiamo maggiormente turistico per la nostra Sicilia. Rose gialle e donne nere, l'abbiamo visto, l'addio a Messina Denaro, un cimitero blindato. Castelvetrano, il boss tumulato nella cappella del padre, morto latitante, presenti parenti più stretti, la figlia Lorenza, vedi c'è anche questa foto. Nessun rito religioso per quello che è stato l'ultimo capitolo, l'ultima pagina per la fine, diciamo, del boss Matteo Messina Denaro. Vedete la notizia che abbiamo visto in prima pagina: morte di Nicola, definitiva la pena per la ginecologa, ci sono tutte le assoluzioni, l'ultimo capitolo giuridico della tragica vicenda della morte della piccola Nicole, morta poco dopo il parto avvenuto in clinica il 12 febbraio del 2015 e approdata in Cassazione. La neonata ebbe un arresto respiratorio, vano fu il tentativo di portarla a Ragusa visto che non c'erano posti disponibili, pensa, nella rianimazione degli ospedali catanesi. Una brutta vicenda che risale al 2015. Ancora altre notizie delle pagine interne a proposito delle vicende legate all'antimafia, alla lotta alla mafia. L'avvocato Trizzino con la moglie Lucia, che è la figlia del giudice, rilancia la pista del covo di vipere, inchiesta mafia e appalti archiviata, Pignatone ricorda male, il collega non era a Palermo quando in procura se ne parlò. Insomma, ci sono ancora tantissimi misteri e tantissime cose da chiarire. Poi sulla pagina di Catania, dedicata proprio dalla Sicilia alla città di Catania, c'è questa bella storia di cui ci siamo occupati anche ieri nel telegiornale. Aurora potrà finalmente sorridere, una quindicenne è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico di maxillofacciale al San Marco. La ragazzina affetta da una sindrome molto rara, Nager, le ossa del cranio fuse con la mandibola non permettono dalla propria naturale apertura
rottura della bocca. È stato questo intervento davvero prodigioso fatto a Catania, il primo fra le altre cose di questo genere. E qui siamo invece alle vicende che riguardano il lavoro, appalto rifiuti e fumata bianca, contratto part-time a 110 operatori ecologici. L'azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale nella zona Lotto Centro ha assicurato la stabilizzazione delle unità inserite nel bacino prefettizio. Buone notizie insomma sul fronte lavoro. La prima pagina dell'edizione di Repubblica Palermo, solo l'opposizione al fianco dei vescovi interventisti, la spaccatura tra i pelati siciliani, le critiche alla politica ispirate dalla linea del presidente della CEI Zuppi, la Lega non usino il potere per orientare le masse. Poi c'è un intervento anche dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna: diamo voce alle nostre comunità indignate. Questa è la riflessione dell'arcivescovo di Catania. Si parla ancora di Matteo Messina Denaro, un rito per la famiglia clan, la diciamo tumulazione blindata, viene così definita. A Castelvetrano sospeso tra lutto e liberazione, ora lasciateci in pace. Queste sono le parole che arrivano proprio dal paese nativo del boss. A proposito delle parole dell'arcivescovo di Catania, eccolo qui l'intervista: diamo voce alle nostre comunità quando sono indignate, la politica non veda i nostri interventi come questioni personali, parliamo per scuotere la società civile. Bello davvero. Questa è la riflessione dell'arcivescovo di Catania. A proposito, sempre restiamo a Palermo, perché ne abbiamo parlato qualche giorno fa proprio a Buongiorno Sicilia. C'è l'emergenza droga, i nostri figli nella morsa del racket, SOS alla sanità per una unità di crisi. I genitori dei giovani tossicodipendenti hanno incontrato il dirigente Iacolino, comunità per chi ha pure disagi psichiatrici. Da un mese il camper dell'ASPA a Ballarò per agganciare ragazzi in difficoltà, a dare informazione. Il dramma della mamma di un ragazzo, si chiama Luigi, doveva andare in una clinica al nord ma non è partito. Insomma, è davvero una piaga sociale che investe tantissimi giovani siciliani e non solo palermitani. Sul Giornale di Sicilia si parla di rifiuti, si torna a parlare di rifiuti, ma soprattutto del conto salato. I rifiuti all'estero ci costano tanto, un conto salato 20 milioni a semestre per trasferire i carichi di immondizia, rimborsi ai comuni più virtuosi nella differenziata, ma salta l'obbligo di rifondere i cittadini per l'aumento della tassa. Oggi ci sarà il via libera in giunta, la spesa è di oltre il 50% in più rispetto allo smaltimento nelle discariche siciliane. Non è certamente una buona notizia. La RAP, bilancia in alto mare, si fermano le assunzioni. Stiamo parlando sempre dell'azienda che raccoglie i rifiuti a Palermo stavolta. Ancora la prima pagina del Giornale di Sicilia, cimitero blindato per il boss, con la fotonotizia la state vedendo. E poi ancora una notizia di cronaca terribile che vediamo sul Giornale di Sicilia ma che si ritrova su tutte le prime pagine oggi. Pacato gentiluomo stermina la famiglia e poi si toglie la vita, uccide moglie, figlio e suocera. Addirittura la suocera uccisa in una RSA, era disperato. Questa è le sue ultime parole. Nuovo decreto, ancora sui migranti c'è una nuova stretta, espulsioni più veloci, prevista una tutela speciale per le donne. 5 arresti a Catania, intanto sfruttavano i profughi chiedendo soldi e anche prestazioni sessuali. Questa è la storia che abbiamo raccontato anche poco fa, sì. Esatto, nel nostro telegiornale, anche nella giornata di ieri. Parliamo della manovra, torna il tema del ponte, slittano i soldi per il ponte, il PIL del 2024 rivisto al ribasso, più 1,2%, Giorgetti chiaro no al condono
edilizio. Queste sono le indicazioni, c'è l'ok del governo alla NADEF, insomma all'aggiornamento a quello che poi sarà la finanziaria che verrà per il prossimo anno. Ha alzata l'asticella del deficit, arriva una dote da 14 miliardi, priorità famiglie, imprese e sanità. Bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, fra poco i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza E Angelo Gagliano. Angelo, vogliamo procedere con i quotidiani nazionali? Andiamo subito ai quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera. Il tema è quello della manovra, dote da 14 miliardi grazie al deficit che nel 2024 sarà al 4,3%, migranti, espulsioni più rapide. Poi ancora dalla prima pagina il Vaticano chiede a Becciu e ai broker 138 milioni. L'affaire Sloan Avenue, se non ricordo male, sì, infatti è così, un danno d'immagine che il cardinale Becciu, il broker dell'affare a Palazzo Sloan, potrebbe costare 138 milioni di euro. Poi la svolta su Regeni, la consulta, il processo va fatto anche senza gli imputati, quindi ieri c'è stato questo importante pronunciamento. Purgatori, non c'erano metastasi al cervello e quindi adesso l'inchiesta avrà altri sviluppi, certamente ha già avuto altri sviluppi. Fotonotizia con il delitto di Alessandria, moglie, figlio e suocera, la strage dell'ingegnere, i delitti annunciati in 2 biglietti, l'uomo poi si è tolto la vita. Un'altra tragedia che purtroppo siamo costretti a raccontare. L'apertura di Repubblica è sul caso Regeni, come possiamo vedere, processate i killer, la consulta, gli 007 egiziani incriminati per l'omicidio del ricercatore possono essere giudicati anche senza la notifica. La famiglia riconosciuto l'ostruzionismo della dittatura di Al-Sisi. Tajani, falso che il governo volesse chiudere un occhio. Poi sui migranti, i ministri degli interni dell'Unione Europea non sbloccano il patto con Tunisi, insomma una notizia un po' contrastante rispetto a quello che abbiamo visto prima. Si diceva che da Berlino ci fosse stato il via libera. Poi l'allarme ai Campi Flegrei, dove mancano perfino le strade per fuggire. Ieri c'è stata questa forte scossa da 40 anni. E ancora sempre sulla prima pagina di Repubblica si parla di intelligenza artificiale e musica, i giovani scoprono il futuro. Chiaramente anche diciamo, questo sarà campo per l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Deficit, l'Italia sfida l'Unione Europea, Giorgetti no ai condoni, il governo vara la nuova stretta sui migranti, la Premier, espulsioni più facili. E poi sulla prima pagina anche qui vedete la strage di Alessandria, fotonotizia, uccide la moglie e il figlio, poi la suocera nella casa di riposo e si toglie la vita. L'ultimo biglietto dell'ingegnere Benzi, sono rovinato, questo è il messaggio che ha lasciato. E vediamo poi una vicenda di cui abbiamo già parlato, verità su Regeni, svolta della consulta, gli 007 egiziani vanno processati e c'è il commento di Luigi Manconi, la vittoria del diritto su una politica sorda. A proposito di questo tema, e poi la polemica di queste ore. La famiglia Esselunga, Meloni sposa lo spot, si istituisce l'assistente per le neomamme, questo è quello che viene fuori. La pubblicità della pesca non appena è andata in onda ha fatto discutere la politica, diciamo, non se ne era curata, ma adesso invece è esplosa la polemica. Siamo su Avvenire e vediamo le riflessioni fatte da Avvenire. Migranti, la stretta, questo è il titolo scelto dal quotidiano di Ispirazione Cattolica. Più espulsioni per falsa identità e reati gravi, minori anche nei centri per gli adulti. Baturi della CEI dice la soluzione al problema non può essere soltanto respingere e
contenere. Questo è quello che si legge per l'appunto sulla prima pagina di Avvenire. Mi pare che siamo ancora in alto mare, nonostante tutto. Assolutamente. Scusando la metafora involontaria col mare, però. Assolutamente sì. Poi la manovra ancora più in deficit, crescita sotto l'1% a proposito delle vicende economiche del nostro paese. Adesso siamo sul Fatto Quotidiano. Non hanno i soldi? Qui ci sono 37 miliardi, ma serve coraggio. Da dove si ricavano questi 37 miliardi? Si fa il conto, vedete, fai con il conto questa... delle entrate possibili. Esattamente, super ricchi e profitti, imposta straordinaria sui patrimoni di oltre 50 milioni, successione sopra un milione, e poi ancora armi, big oil, lidi, autostrade, plastica, zuccheri, speculazione, insomma fa un lungo elenco stamattina ovviamente il Fatto Quotidiano. Vediamo un po'. Chiama il governo dei fichi secchi, mamma sì, mia. Questo è quello che scrive. Impietoso. Assolutamente il Fatto Quotidiano. Adesso il Messaggero, che ha un punto di vista un po' diverso sulla manovra. In manovra il taglio dell'IRPEF, approvata la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, il PIL a più 1,2% nel 2024, Meloni ai ministri niente richieste irrealizzabili, investiti 14 miliardi, accorpati i primi 2 scaglioni di imposta, benefici fino a 260 euro e giù il cuneo. Questi sono i programmi, le prospettive, le speranze probabilmente di poter realizzare questo tipo di manovra. L'Italia delle bufale, in rete 1/3 delle fake d'Europa. Questa è un bel primato che abbiamo. Questo c'è anche un bel approfondimento nelle pagine interne. Manovra in ginocchio a Bruxelles, per dire che siamo andati insomma a Bruxelles a chiedere la possibilità di poter fare altro deficit. E l'abbiamo ottenuto invece. E poi ancora il secolo armeno, questa è la fotonotizia, a poco più di 100 anni dal genocidio turco, nel giardinetto nero del Caucaso torna lo spettro della pulizia etnica per quanto sta avvenendo in quest'altra area geografica particolarmente, diciamo, tormentata. E poi sul Giornale una bimba spaventa la sinistra, progressisti in tilt per lo spot sulla famiglia, un'altra chiave di lettura. Stretta sui visti e clandestini, tutele per le donne e i bambini, si legge ancora sulla prima pagina del giornale. L'Unità che ha 2 fatti in evidenza come sempre. Intanto la famiglia Borsellino accusa, ed è un'accusa forte, quello che dicevamo abbiamo visto prima. I mandanti furono i suoi colleghi, questo in audizione in commissione. È una sintesi un po' secca, ma molto, come dire, aderente alla realtà, inquietante. No? Inquietante anche. Poi, coraggio e mitezza come i bambini, insomma, bisognerebbe approfondire questa lettura, ma evidentemente i discorsi sono sempre legati a quello che è poi il ruolo dei bimbi in qualche modo, e ci sono delle riflessioni legate anche al Papa, è profonda, bisognerebbe leggere con attenzione. Attenzione invece qui al Libero, torna su questo spot, su questa pesca, sinistra fuori di pesca. Fuori di pesca non è male. Meloni e Salvini, bella la pubblicità con la figlia di genitori separati che offre il frutto al papà, ma i compagni attaccano pure su questo. I compagni. Cioè, si polemizza e si discute anche molte volte su fatti. Ma non solo, ma sotto hai visto c'è Giannini che anche lui è un po' come dice, nella bufera perché ha letto una cosa di Berlusconi. Sì, dà una lezione radical chic. Questa è la lettura. Poi CGIL si continua a parlare di questo, licenzia i dipendenti, poi regala soldi ai tendini, che bisognerebbe capire che sono. I tendini, adesso cerchiamo di capire. Giù la maschera, cari compagni della CGIL, sfilare tra le tendopoli spuntate come funghi davanti alle università, si riferiscono ai ragazzi. Quindi i ragazzi che fanno la protesta per il caro affitto. Con le tende. Esatto. Allora, qualche minuto ancora per leggere altre prime pagine, come quella del Tempo.
paghiamo i danni grillini, governo al lavoro, effetto super bonus sui conti pubblici 2023, il deficit sale al 5,3%. Il Consiglio dei Ministri approva le stime per il 2024, niente austerity e più debito per famiglie e la crescita. Il piano casa di Salvini in favore del ceto medio verso i quartieri del futuro. E poi, vedi, anche qui stavolta c'è la fotonotizia, la reclama della S lunga divide la politica sulla famiglia. E Osho dice: di a mamma che sono rimasto senza casa, non senza frutto. Vabbè. Questo è... Ho paura che ci dobbiamo fermare. Ci dobbiamo fermare, però insomma, sarebbe da approfondire, tante cose da approfondire. Lo faremo magari nel telegiornale. Intanto adesso vediamo un po' il meteo, che tempo fa, poi ci sarà un promo importante. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di giovedì all'insegna del sole su tutto il nostro territorio, contesto stabile e asciutto, farà eccezione la Calabria dove avremo qualche goccia di pioggia innocua. Sulla Sicilia alta pressione dominante che porterà ampi spazi soleggiati su tutta l'isola in un contesto stabile e asciutto con cielo sereno al più lievi velature in transito ma comunque di poco conto. Temperature massime diurne ancora una volta al di sopra della media stagionale, localmente si arriverà a toccare anche picchi di 29 e 30 gradi. Situazione medesima per quanto riguarda la prima parte della giornata di venerdì. Avremo prevalenza di sole su tutto il territorio, ma nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento, specialmente sui settori centro-orientali dove sarà possibile qualche piovasco. Temperature massime diurne che tenderanno a perdere qualche grado. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. De waar is deze straat in de Vidania? Dat is het moest in de straat, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo, niente. Formiamo cosa sempre nella vita, perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Assaggiamo un pochettino, così. ma che bontà! Ma che bontà! La zucchina. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Infatti tutti i giorni prima del TG non perdetevi C'è chi la vuole cotta alle 12.30 e alle 19, naturalmente su questa rete Antenna Sicilia. Avrete intravisto la nostra ospite, è Simona Massaro, esperta di formazione e innovazione della società di consulenza Trio Pinno, che genera opportunità. L'argomento qual è? L'argomento è lavoro I need, questo termine inglese vuol dire i ragazzi che non hanno ancora un lavoro ma non hanno neanche la possibilità di studiare, hanno smesso di studiare, hanno interrotto gli studi oppure hanno concluso gli studi e sono tantissimi in Italia come in Sicilia, quelli tra i 18 e i 34 anni. Poi non parliamo della disoccupazione perché tra i giovani tra i 18 e i 34 anni qui da noi in Sicilia sfioriamo il 30%. È così. Benvenuta grazie. E grazie per essere con noi. Grazie, è un onore per essere con voi. Proponete, come dire, un'opportunità per questi ragazzi che può servire, come dire, anche da volano per altre cose. Di che si tratta? Esattamente. Noi di Trio Pinno, insieme alla società capofila Intelleggere e Fondazione Steve Jobs, abbiamo creato Code, è un progetto di formazione. Code, perfetto, che sta proprio per creazione di opportunità di crescita e occupazione. È quindi un progetto... riguarda i giovani. Attenzione, state attenti che forse qualcosa ci esce. Speriamo di sì, ne siamo sicuri. È un progetto che si pone come ponte tra la formazione da un lato e l'occupazione dall'altra e si rivolge a ben 125 giovani siciliani, NEET, come ha ben detto, con età tra i 18 e i 34 anni, che avranno la possibilità di usufruire di formazione gratuita, professionalizzante su quelle che sono le professioni oggi più richieste dal mondo del lavoro e poi alla fine del percorso avranno la possibilità di fare dei colloqui con le aziende sostenitrici di questo progetto. Ne abbiamo già ben 10. Questo è molto importante perché, anche se non riguarda vaste masse, ma perché tante volte noi diciamo
rileviamo che la gente che non lavora è tanta, e però quelli che cercano lavoro, che offrono lavoro, avrebbero bisogno, scusate, lo dico meglio così, avrebbero bisogno di assumere, dicono non li troviamo perché non c'è questo contatto fra cosiddetta domanda e offerta. Giustamente la domanda supera di gran lunga l'offerta di competenze specifiche di un certo tipo. Ecco perché abbiamo deciso di affrontare la sfida dell'altissimo tasso di NEET, di giovani che non lavorano e non studiano in Sicilia. Ricordiamo che in Sicilia abbiamo il tasso più alto d'Italia, così come anche a quota siamo? Guardi, sfioriamo il 38%. Porca miseria, È molto alto. Così come il tasso di dispersione scolastica è il doppio rispetto alla media nazionale. Questo è un dato che riguarda anche Catania in particolare, ma un po' tutta la Sicilia, che più o meno siamo intorno... Siamo intorno al 35%. 35, ragazzi, è quindi altissimo, sono dei tassi, dei numeri abbastanza alti. E soprattutto in alcune province dove abbiamo deciso di organizzare, di implementare questo percorso formativo, che sono Catania... Ma in che cosa consiste questo percorso formativo? Assolutamente. Abbiamo deciso di organizzare 2 percorsi formativi su quelle che sono oggi le competenze e le professionalità più richieste dal mondo del lavoro, ossia gli sviluppatori back-end e gli sviluppatori front-end. Che cosa significa? Lo sviluppatore informatico back-end è colui che è un po' dietro le quinte rispetto ad un'applicazione web, le applicazioni che abbiamo noi sul cellulare, quindi che sono dietro le quinte della creazione di un'applicazione web o mobile. Quindi quelli che le fanno, le pensano, le organizzano, bellissimo. Esatto, quelli che le Perché pensano poi e le creano. il futuro della web è tutto sulle applicazioni, soprattutto, Sì, sarà esatto. soprattutto sulle applicazioni. Esatto, e l'altro esatto. invece Front-end, invece, come la parola dice front, è colui davanti, che invece si occupa della parte visiva finale, come quando noi per esempio utilizziamo un'app per prenotare un tavolo in un ristorante, vogliamo che sia un'app che funzioni, che ci dia un'esperienza piacevole e che sia intuitiva. Che sia semplice e facile. Esatto, spesso sono complicate. Quindi il front-end developer si occupa proprio della parte visiva finale, lato Quindi client. tutti temi che attraggono molto i giovani, perché naturalmente il digitale è un po' pane per i loro denti. Quindi, Esattamente. Noi cerchiamo di intercettare quei giovani che in questo momento, per vari motivi della loro vita, socio-economici, sociali, svantaggio, eccetera, non stanno né lavorando né studiando, che siano in possesso di almeno un diploma di scuola superiore, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 34 anni. Non sono richieste competenze specifiche, nessuna. E pagamento? Niente, zero, questo gratis. è molto importante, cioè è un corso, diciamo così, chiamiamolo corso, gratuito. Gratuito perché è stato selezionato ed è sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale, che è un fondo nato dalla partnership tra governo da un lato e fondazioni bancarie e ha lo scopo di accompagnare l'Italia verso la transizione digitale, uno dei punti voluti proprio dal PNRR. Molto interessante, anche se un numero limitato. Quanto va detto? 125 giovani che tra novembre di quest'anno e la fine di tutto il prossimo anno, quindi 15 mesi, avranno la possibilità, mediante 5 corsi che si svolgeranno in 2 fasi, quindi da novembre a febbraio e poi da marzo in poi, avranno la possibilità di seguire questi corsi gratuitamente. Ma c'è un luogo o è tutto digitale? Cioè c'è un posto oppure è tutto qua? I corsi sono in modalità mista, ibrida, cioè per ogni settimana ci saranno 2 giorni in presenza fisica a Catania o a Palermo, in base alla prossimità dei giovani rispetto a questi territori, e 4 ore, mezza giornata online. Quindi saranno 17 settimane in tutto. In ogni settimana 20 ore, quindi 20 ore per 17 settimane. 17 sono un anno circa, arriviamo tra febbraio e marzo, sarà la fine, da novembre a febbraio, il 6 di novembre. Ma la curiosità è come si fa a essere selezionati, come si viene selezionati? Benissimo, ottima domanda. Le selezioni sono in corso, è necessario... Già in corso? Sono già in corso, sono appena iniziate, la settimana scorsa c'è stato l'evento di lancio a Isola Catania, è necessario andare sul sito www.progettocode.it, dove c'è la descrizione di entrambi i corsi, e basta fare un clic per inviare la propria candidatura con nome, cognome, dati anagrafici e il proprio curriculum. Ha detto che bisogna essere però col diploma? Esatto, bisogna avere il diploma di scuola superiore. Ecco.
ed un'età compresa tra i 18 e i 34 anni. E a che punto anni. siete di iscrizioni? Beh, arrivano giornalmente tante iscrizioni, quindi siamo a buon punto con i colloqui, già sono iniziati la scorsa settimana proprio durante l'evento di lancio, abbiamo avuto un'affluenza di tantissimi giovani, più di 50, e quindi abbiamo iniziato già allora le selezioni. Perfetto. Tra Palermo e Catania? Sì. Devono essere? Palermo, allora, no, i ragazzi possono essere di tutta la Sicilia, però le lezioni fisiche si svolgeranno o a Catania o a Palermo. Però possono venire da Messina, da Siracusa. E una volta che uno ha finito, che succede? Questa è la Benissimo, allora intanto le dico che durante il corso non solo i ragazzi apprenderanno competenze tecniche informatiche, certo, sapranno fare quelle cose che ha descritto esatto, lei per quanto riguarda le app, lo sviluppo web ma non e solo, mobile. impareranno mille altre cose che sono connesse, però... Sì, ci saranno molte ore dedicate anche allo sviluppo delle soft skills, tutte quelle competenze e abilità che sono fondamentali per lavorare in azienda, e penso alla capacità di parlare con un collega, di comunicare efficacemente con un collega, di parlare e di lavorare bene in un gruppo di persone, penso alla possibilità e alla capacità di sostenere un colloquio di lavoro, di scrivere un curriculum ben fatto. Ma avranno un diploma, un riconoscimento, Ci sarà un qualcosa che attestato. conferma questo? Assolutamente sì, ci sarà un attestato finale ovviamente, un attestato finale. E la cosa più importante, alla fine del percorso i ragazzi faranno, una volta che saranno pronti, cresciuti dal punto di vista personale e tecnico, faranno dei colloqui di lavoro con le aziende che sono già partner del progetto, e anzi, se ci fossero ulteriori aziende in ascolto interessate a colloquiare, conoscere questi giovani profili in uscita dai percorsi, possono anch'esse scrivere sulla mail info@progettocode.it per chiedere informazioni. info@progettocode.it. Questo anche per le aziende è interessante, cioè quelli che si lamentano e dicono ma qua noi non sappiamo dove prenderli, ecco. Sì. E invece per iscriversi ripetiamo l'indirizzo? Sì, www.progettocode.it. Perfetto, grazie, in bocca Grazie al lupo a voi. e complimenti per la vostra bellissima iniziativa. Speriamo davvero che possa dare dei risultati, fateci sapere. Va benissimo, facciamo grazie. una breve pausa, poi parleremo di tutt'altro, parleremo di UFO, state con noi. Buongiorno Sicilia, un altro ospite è con noi, Salvo Di Grazia, che è coordinatore del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni delle Pseudoscienze. Buongiorno e benvenuto. Lui è un dottore, un medico ginecologo, è un divulgatore scientifico, scrittore, autore di pubblicazioni, e si definisce, voi che frequentate la rete, queste cose le conoscete bene, debunker, cioè uno che svela, sfata le bufale, le fake news. A proposito di UFO, cominciamo da lì, che è un tema, come dire, ricorrente, che dura da quando praticamente c'è la scienza. Allora, l'ultima, la sapete, l'abbiamo vista anche nei telegiornali, no? C'era questo ufologo in Messico che ha presentato delle mummie, eccole qua, che teste allungate, esattamente l'idea che abbiamo noi dell'alieno, no? Guarda caso corrisponde perfettamente, 3 dita per mano, eccetera, eccetera. Questo è successiva, ve la spiego dopo, queste altre immagini che stiamo vedendo. Allora, che c'avevano queste mummie? Teste allungate, 3 dita per mano, che hanno stupito non soltanto i parlamentari messicani, ma molti che hanno seguito naturalmente la televisione, online, l'evento, e i critici hanno continuato a sostenere che i corpi sono stati ripetutamente screditati come falsi da scienziati ed esperti. Questo è l'ultimo però dei casi, ma in realtà la cosa è molto seria, perché per esempio quella che abbiamo visto poco fa, ora la possiamo vedere, la Camera dei rappresentanti americana, no? Cioè il Parlamento americano, ha deciso di chiamare dei veterani che viaggiano in cielo, gente seria, un ex funzionario dell'intelligence, 2 ex piloti della Marina e così via, che raccontano di avere visto
nella loro esperienza di professionale, oggetti volanti non identificati. Quindi, dottore, a che punto siamo allora? Perché da una parte ci fanno vedere queste teste allungate che uno subito dice ma dai, ma per favore, e invece poi ci sono istituzioni serissime come la Camera dei rappresentanti americana che si dedica a questo. Ma anche enti come la NASA, ente serissimo, si dedica a questo, alla ricerca di vite extraterrestri, che poi probabilmente esistono, anzi è molto probabile che da qualche parte in questo infinito universo esisterà una vita. Probabilmente non simile alla nostra, non possiamo neanche immaginare come sarà, e non sarà probabilmente con la testa grossa, 3 dita, il corpo lungo, perché questo è l'umanoide che noi immaginiamo fin da piccoli, no? Fin da bambini, l'alieno è simile a noi. Abbiamo visto molti film, anche no? cartoni, insomma. Un po' in realtà tutti. probabilmente non sarà simile a noi, non possiamo neanche sapere come sarà questo alieno, potrebbe essere un batterio, una forma di energia, non respirerà, non possiamo saperlo. Quindi l'alieno tipico quasi sempre un falso, come in questo caso messicano, che magari ci siano da qualche parte nell'universo degli esseri oltre noi, sicuramente sì. Ecco, il CICAP di cui lei è coordinatore per la Sicilia è una cosa molto importante, è fondato dal grande Piero Angela. Ecco, ma perché è necessario avere perché c'è un continuo, anche da noi ci si propongono, come dire, le fake news, gente che ha visto o dice di avere visto UFO? Anche da noi in Italia il CICAP in realtà fa un controllo scientifico, non dice è vero o non è vero, dice in base alle prove che abbiamo, in base alle conoscenze che abbiamo, questa notizia, questa novità è vera, o perlomeno abbiamo questi dati dalla scienza. Nel caso americano anche lì è tutto relativo, non è stato detto abbiamo trovato gli alieni o gli UFO, ma dei piloti hanno visto degli oggetti non identificati, da qui a dire sono degli UFO, c'è degli alieni, ce ne passa. E quindi loro studieranno queste testimonianze, foto, immagini, no? Ecco, vedete, per esempio, ecco, questo è un classico esempio, potrebbe essere benissimo, che so, ecco, vedete, guardate quante scene, questo sembra un aquilone per la verità, ma insomma, ecco, tutti questi sono oggetto di studio, di analisi, perché la gente che li vede dice, oddio, saranno gli UFO. Ma da noi esiste un'istituzione che valuti queste cose? Da noi esistono dei gruppi di ufologi, alcuni più o meno seri, alcuni invece che si basano sui dati scientifici, che studiano gli avvistamenti. Oggi in epoca di grafica avanzata è difficilissimo rispetto a un tempo studiare le immagini, le foto, i filmati, perché con i programmi che abbiamo di ritocco è praticamente impossibile. Allora ci si basa sui dati oggettivi, non è solo l'avvistamento ma è ciò che circonda questo avvistamento. Un esempio su tutti, uno dei primissimi avvistamenti avvenuti negli anni 60 era in realtà un'ape che volava, che inquadrata da una telecamera tremolante sembrava un oggetto nel cielo, in realtà era un insetto che volava. Caspita! Sì, è così. Oggi è ancora più complicato perché, come abbiamo visto dalle immagini, un'astronave sembra avere in realtà magari soltanto un ritocco. Quindi è difficile da... Poi adesso con la rete si possono fare... assolutamente sì, impossibile distinguere la realtà. Ecco, e qui entriamo nel campo delle fake news. Angelo oggi ci ha fatto vedere qualcosa che possiamo riproporre. Guarda, il dottor Di Grazia. Sì, siamo sul Messaggero, le fake news nel nostro paese è il tristissimo primato, in Europa il 33%... Lei lo vedrà adesso lì sullo schermo, o questo schermo qua. Sì, adesso arriva il 33% delle bufale europee e sulle bacheche italiane, non so se possiamo mostrare. 33% dell'Europa? Sì, e sulle bacheche italiane i dati sono stati diffusi da Meta e negli ultimi 6 mesi sono stati rimossi 45.000 post. Non sta neanche bene la Germania, che è seconda da questo punto di vista. Allora, il ruolo del giornalismo di qualità che non può essere sostituito dai social. Vabbè, e questo cioè l'accertamento poi della veridicità della notizia. Questo è indubbio. Ma dottor Di Grazia, perché noi, come mai abbiamo questa vocazione a essere i primi persino anche su questo? Primeggiamo su tante cose, ma pure su questo. Diciamo che in generale noi esseri umani siamo creduloni, tendiamo a credere alle cose che ci piacciono. Ciò che vorremmo sentirci dire il bufalaro ce lo vende, quindi in realtà la figura del truffatore è sempre esistita. Oggi il truffatore o il ciarlatano, colui che diffonde fake news, ha vita facilissima, i social, internet, con un click lo diffonde in tutto il mondo. Una volta, ricorderete, quelli della mia generazione, le catene di Sant'Antonio, quelle lettere che diffondevano le bufale e tutti noi correvamo a crederci. Oggi le catene di Sant'Antonio sono informatiche, quindi molto più rapide.
L'Italia è, diciamo, la differenza rispetto ad altri paesi che ha meno controlli sulla fonte. Il controllo della fonte è importantissimo. Chi diffonde una notizia sulla salute è un'istituzione o una persona anonima e incompetente. Sì. Ecco, questo è già importante. Non vogliamo nemmeno accennare allo scontro che c'è stato ai tempi del Covid su questo, vaccini, non vaccini, e anche lì chi aveva il controllo della fonte molto spesso non c'era il controllo della fonte. Ecco, ma tornando agli UFO, allora noi come possiamo essere sicuri di non essere presi in giro quando qualcuno ci mostra un'immagine o come quella che abbiamo lì alle spalle? Adesso la rivediamo, ecco lì nel grande schermo, poi si vedono effettivamente gli oggetti. Io che sono una persona che, come dire, tendenzialmente scettica, però magari a chi mi devo rivolgere, che devo fare? C'è il controllore degli UFO, il CICAP dice sempre la sua su questi eventi, in realtà basta essere critici, scettici, cioè prima di dire quello è un UFO, informarsi e cercare anche la fonte che ha diffuso la notizia. Questo è già un buon inizio. Ma ci sono piloti italiani che hanno fatto segnalazioni? Hanno avvistato, sì, avvistato, sì, però senza poi che sia stata accertata la veridicità dell'evento. Ma lei alla fine ci crede o no? Agli UFO no, agli alieni sì. Agli alieni sì? Agli alieni nel senso che no. esiste una vita extraterrestre sicuramente. Il disco volante che ci viene a trovare scappa via dopo un viaggio di anni e anni e secoli, è molto difficile sapere. È molto difficile. Bene, la ringraziamo molto, Salvo Di Grazia, coordinatore del CICAP Sicilia. Occhio anche alle fake news, ha detto una cosa estremamente importante fra le tante che ha detto: controllare la fonte. Da dove viene questa roba qua? Perché se viene da una istituzione, un'agenzia, un quotidiano, se permettete un telegiornale e così via, è quasi certamente vera. Se viene da persone sconosciute e magari lo dicono solo loro una volta sola, dubitate gente, dubitate. Grazie dottor Di Grazia, complimenti per il suo lavoro, ci tenga informati naturalmente se finalmente avvisteremo l'alieno, quello vero. Buon lavoro, complimenti. Grazie. Facciamo una breve pausa, poi andremo a Lampedusa. State con noi. Buongiorno Sicilia, adesso andiamo a Lampedusa con il nostro inviato Luca Ciliberti. Lampedusa, come sapete, adesso è tranquilla, ma ha vissuto momenti terribili nei giorni scorsi, li ricorderete, con 11.000 migranti contemporaneamente che hanno fatto insorgere anche la popolazione per una possibile tendopoli che poi non c'è più stata. Questo in un momento in cui l'Italia sta varando una stretta sui migranti e l'Europa annaspa ancora su cosa fare come Unione. A te Luca. Buongiorno Michele, buongiorno telespettatori. Come sempre sintesi perfetta, perché qui sembra un'isola votata in questo momento, in queste ore alle vacanze. Questa è un'isola piena di turisti in questo momento, con le strutture alberghiere quasi tutte piene, dove da 24 ore non è arrivato un migrante. Noi siamo sul molo Favarolo, che vedete alle mie spalle, il molo conosciuto per gli arrivi, gli sbarchi. Alle mie spalle c'è il cimitero, il cosiddetto cimitero dei barconi, dove queste barche, queste carrette del mare sulle quali arrivano i migranti dal Nord Africa vengono poi abbandonati. Chiediamo scusa, ma c'è una difficoltà tecnica per il collegamento con Luca Ciliberti da Lampedusa in diretta, quindi adesso lo ripristineremo. Vediamo ancora qualcosa sui quotidiani, Angelo? Sì, a proposito di migranti, visto che ci siamo, stiamo parlando proprio di questo tema. Per Repubblica, la Premier Meloni ora chiede aiuto all'Europa del Sud, un piano in 4 punti. L'appello in una missiva ai leader: scompare dal progetto la missione navale. Questo è quello che scrivono. Torniamo a Lampedusa, vediamo se siamo in grado di tornare con il nostro Luca Ciliberti in diretta. A te Luca, vai pure.
Io credo che in questo momento dovremmo essere in diretta. Perfetto. Allora, dicevo, qua siamo sul Molo Favarolo, che il Molo Favarolo è noto per l'accoglienza, no? Per l'arrivo, lo sbarco dei migranti. Dicevo, dietro di me c'è questo cimitero di barconi che vengono lasciati qui, ovviamente, e poi verranno smaltiti. Dicevo, quest'isola in questo momento non ha arrivi, anche se ci dicono, ovviamente, dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa, che nelle prossime ore dovrebbero continuare gli arrivi dei migranti, perché insomma e qui comanda il mare, no? Cioè qua si vive di mare, il bello e il cattivo tempo ovviamente influenza gli sbarchi. In queste settimane c'è stato un po' di maltempo, il mare mosso non ha permesso gli arrivi, e al di là di quanto si voglia raccontare, insomma, sui quotidiani, sulle televisioni nazionali ed europee, non è una questione politica il fatto che si arrivi o non si arrivi qui. Qui comanda il mare, c'è stato maltempo, c'è stato mare mosso, e quindi non è arrivato nessuno. Il centro, e questa è una novità, davvero, ieri siamo andati a documentarlo con le nostre telecamere, è praticamente vuoto, non c'è nessuno, ci sono solo i volontari della Croce Rossa che lo stanno bonificando, no? Stanno facendo le pulizie. Pensate, l'hai detto tu Michele, c'è stato un momento la scorsa settimana dove tra arrivi e partenze, cioè tra ingressi e trasferimenti, ci sono state circa 11.000 persone, numeri difficilissimi da gestire per una struttura che normalmente può ospitare 800 migranti. Ci hanno detto dalla Croce Rossa, in emergenza possono arrivare a 2.400, in totale emergenza riescono a gestire quasi 3.000 persone. Pensate che cosa significa gestirne 11.000 nel giro di pochissimi giorni. Poi c'è tutta una questione politica, ovviamente. Qui a Lampedusa è diventato un luogo simbolo anche per la narrazione politica di queste settimane. Ieri, pensate, ci sono state 2 delegazioni qui. Una del Parlamento europeo, riferimento di Identità e Democrazia, che è il gruppo europeo al quale appartiene la Lega. Quindi qui sono arrivati gli eurodeputati leghisti italiani, ma anche diciamo gli eurodeputati di estrema destra da altre nazioni come Austria, Spagna e altre nazioni, appunto. E abbiamo sentito la nostra europarlamentare siciliana Annalisa Tardino, appunto, che ha parlato di questa visita all'hotspot. La sentiamo. Siamo riusciti a passare presso l'hotspot dove fino a pochi giorni fa vi erano tantissimi migranti, più dei cittadini lampedusani, e che oggi abbiamo trovato vuoto. E per carità siamo lieti che sia vuoto, ma al contempo riteniamo che non debba essere vuoto solo perché arriva una forte delegazione da parte del Parlamento europeo. Riteniamo di dover quantomeno contribuire a mantenere alta l'attenzione su Lampedusa, oltre che a continuare a portare avanti le nostre battaglie in Commissione Libe e al Parlamento europeo. Vai Luca, vai. Si sono alternate le delegazioni, in mattinata è arrivata la Lega, subito dopo nel pomeriggio è arrivata la delegazione del Partito Democratico che ha pensato simbolicamente di iniziare qui la festa regionale dell'unità, proprio qui da Lampedusa, luogo simbolo dell'accoglienza. Poi la festa ovviamente sarà nella provincia di Agrigento, quindi si sono già spostati questi parlamentari, che ieri però hanno visitato il Molo Favarolo, hanno visitato anche l'hotspot. Abbiamo sentito il segretario regionale del Partito Democratico, deputato dei Dem, Anthony Barbagallo. Più in sofferenza, che si è trovato spesso a fronteggiare migliaia di migranti in più rispetto ai posti letto, un centro che continua ad andare avanti soltanto per i buoni uffici, la buona volontà delle forze dell'ordine, dei volontari della Croce Rossa, a cui va il nostro più sentito ringraziamento. E la situazione al centro certamente certifica che le politiche del governo Meloni sono fallite. Cioè, la Meloni aveva fatto la campagna elettorale per le politiche annunciando in pompa magna che avrebbe risolto il tema dell'accoglienza, invece dopo un anno la situazione è nettamente peggiorata e continua ad andare avanti il governo soltanto con la politica degli annunci. Purtroppo servono fatti, siamo molto preoccupati per la gestione dei migranti, non soltanto in fase di accoglienza ma anche dopo i primi giorni di arrivo in Italia. Ecco Luca, puoi andare. E poi
Poi c'è la questione che riguarda gli abitanti di Lampedusa in chiusura, vi raccontiamo anche questo, ovviamente l'hai detto tu Michele in apertura di questo collegamento. Qui c'è la paura che a Lampedusa si costruisca un CPR, quella famosa tendopoli di cui si parlava, diciamo tra decreti, passaggi, leggine, cavilli e commi sembra essere diventata un'altra cosa. Qui sono spaventati, questa storia ovviamente la racconteremo bene ovviamente nei prossimi collegamenti, ma anche attraverso i nostri telegiornali. Non so Michele se hai qualche domanda. Devo dire, trovo impressionante quel cimitero di barconi, barche, eccetera, perché adesso sembrano tutto pacifico, tutto tranquillo, e poi in realtà quelli sono i luoghi dove succedono i drammi, dove succedono purtroppo le sofferenze di migliaia e migliaia di persone che cercano di arrivare dalle nostre parti. Fa un certo effetto ed è giusto chiamarlo cimitero, proprio così. Guarda, avvicinandosi fa ancora più impressione, perché ovviamente si vedono le scarpe rotte lasciate da chi ha tentato questa traversata del mare, le giacche, le copertine termiche, queste fornite in primo soccorso in alto mare. Poi ovviamente c'è un odore abbastanza forte, acre in quelli più grandi, perché ovviamente ci si è trascorsi all'interno di questi barconi. All'interno molte sono davvero anguste nelle stive, vengono stipati, è il caso di usare questa parola, uomini, donne e bambini con una crudeltà disumana per attraversare appunto il Mediterraneo, che tra l'altro da qui è veramente, ci dicono i lampedusani, è veramente 2 passi, poche miglia marine ci separano dall'Africa, però queste traversate durano ore, giorni e vengono molto spesso anche funestate dai morti che continuano a esserci. Poco più in là c'è uno scoglio che si chiama Lampione tra Lampedusa e Linosa, che racconta davvero questo cimitero del mare. Non possiamo vederlo perché dovremmo spostarci con una barca. A Lampione, il fondale un po' più basso, si vedono queste barche depositate sul fondale, perché non c'è neanche il tempo di raccoglierle. È davvero incredibile respirare e toccare con mano Lampedusa da questo punto di vista. È veramente una realtà impressionante, hai fatto molto bene a illustrarcela, stiamo continuando a vederla, continueremo ancora a vederla anche nei telegiornali, quindi ti diamo a te e agli ascoltatori l'appuntamento con TG Sicilia alle 13:30 e con Telecolor alle 14. Grazie a Luca Ciliberti in diretta da Lampedusa, che ci ha fatto vedere la realtà di quest'isola di cui tante volte parliamo come se fosse ormai la nostra consuetudine. In realtà ci sono tanti drammi umani che si consumano lì. Adesso ci occupiamo di tutt'altro, di un libro che è appena uscito, si chiama Enigma Palermo. È un libro intervista, l'ha realizzata una giornalista tedesca, ex corrispondente di Die Welt, si chiama, come vedete, Constanze Reuscher, e l'intervistato è un sindaco, Leo Luca Orlando, come ancora i palermitani continuano a chiamare Orlando, al quale diamo il benvenuto. Lui è stato 22 anni sindaco di Palermo in 6 mandati differenti, l'ultimo dei quali si è concluso l'anno scorso. Ricordiamo a tutti brevemente, Orlando è un personaggio notissimo e sono molto lieto di tornare a incontrarlo dopo altre occasioni che abbiamo avuto insieme. È famoso per essere stato l'anti-Andreotti nella Democrazia Cristiana, poi è uscito, ha fondato la Rete, è tornato a fare il sindaco della primavera di Palermo, ha vissuto momenti anche difficili, anche drammatici. In questo libro tra l'altro rivela di aver avuto pronta la lettera di dimissioni di fronte all'impossibilità eventuale di approvare il bilancio. Buongiorno sindaco, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'attenzione, è un piacere poter ancora continuare un dialogo su questa nostra tormentata Sicilia. La prima domanda è un'ovvietà, ma è obbligatorio farla. Perché un enigma Palermo? Ma perché Palermo è una città contraddittoria, è aristocratica e popolare, è pulita e sporca,
è arcaica e moderna, è mafiosa e antimafiosa, e questa dimensione, diciamo, di contraddizione è caratterizzata dall'ampiezza delle zone grigie. Quanto più ampie sono le zone grigie, tanto più la città è un enigma. Allora credo che il senso e l'impegno che in questo libro cerco di confermare è quello di ridurre le zone grigie, quelle zone grigie che stanno tra il bianco e il nero, perché se riduci le zone grigie nell'economia, se riduci le zone grigie nella legalità, le zone grigie nella vita della gente, migliora la qualità della vita. Ma la scommessa vera di questo libro è non soltanto raccontare il passato, ma interrogarsi sulla politica, sulla paura e sul futuro, come dice il sottotitolo. Credo che siamo in tema di grande attualità, il tema dell'immigrazione e il tema della mafia. Credo che sono i due temi più importanti trattati in questo libro, nel quale si racconta il cambiamento della città, una città capitale della mafia che diventa città dell'antimafia, che diventa la città della costruzione di parte civile, del maxi processo, dell'applicazione della legge, e dopo le stragi del 92-93 diventa la città che non si accontenta più della legge, ma rivendica invece i diritti, e spesso la legge viola i diritti. E qui si inserisce il tema dei migranti, che è un tema al quale avete dedicato grande attenzione. Questo libro perché è passato e presente? Ieri in commissione parlamentare antimafia Lucia Borsellino, la figlia del giudice Paolo Borsellino, chiede che si faccia chiarezza sul nido di vipere, così Paolo Borsellino ha definito la Procura della Repubblica di Palermo, guidata da Pietro Giammanco negli anni 90, 91, 92. E tutti noi da anni chiediamo che si faccia luce su quegli anni nei quali Giovanni Falcone venne impedito di poter andare avanti, venne messo in difficoltà perché potesse utilizzare le acquisizioni processuali che aveva già acquisito. Qui viste il dramma, da una parte, di avere acquisizioni processuali che chiamavano in causa politici come Andreotti e come Rima per omicidi, come anche l'omicidio di Piersanti Mattarella e di Pio La Torre, e dall'altra parte un procuratore capo che bloccava le inchieste. Come è noto, Giovanni Falcone ritenne di non poter più continuare il suo impegno in queste condizioni a Palermo e si recò a Roma, criticato anche da molti, tra l'altro anche dallo stesso Paolo Borsellino, ma lo fece per continuare il suo impegno. Ecco, perché non poteva lavorare. Quante polemiche per questa vicenda, quanti insulti mi sono preso io per aver detto che la Procura della Repubblica di Palermo non poteva andare avanti perché aveva un procuratore capo. Però per la verità, Orlando, lei aveva detto che tenevano le inchieste nei cassetti, quindi coinvolgeva anche Falcone. Ne parlo nel libro, dove Falcone esprime questa sua difficoltà e dove esprime la difficoltà di aver acquisito questi atti. La Commissione parlamentare antimafia segretò quell'audizione e dopo 30 anni abbiamo riferimento al fatto che erano acquisizioni processuali sui quali evidentemente a Falcone non venne consentito di andare avanti per acquisire poi le prove, perché è chiaro, il politico non si occupa delle prove, il politico dà un giudizio. Io do un giudizio politico negativo di un soggetto che collude con la mafia anche se non è mai stato condannato penalmente. Sono due ruoli diversi, un conto è il politico. Orlando, le vorrei fare tantissime domande, ma il nostro tempo è limitato. Ne faccio una finale sui suoi progetti, naturalmente. So che lei continua ad essere attivo e ci mancherebbe altro. E lei nel libro dice si vuole occupare del Sud, di tutto il Sud, non soltanto di Palermo. Ma lì c'è De Luca più avanti di lei, no? Beh, De Luca è presidente di una regione, quindi da questo punto di vista... Cateno De Luca, intende? Allora, diciamo, sì, certamente, ma bisogna anche capire che idea si abbia del Sud, vorrei che sia chiaro, non basta dire vive il Sud. Io concludo questo libro proprio riportando una frase di una celebre lirica di Salvatore Quasimodo, Lamento per il Sud. L'ultimo capitolo, la conclusione è: il Sud è stanco. Il Sud è stanco di politici che fanno gli arroganti in Sicilia o nel Mezzogiorno e poi fanno invece i subalterni a Roma. È stanco di essere condannato
a vedere fuggire giovani che non trovano lavoro e al tempo stesso penalizzati quelli che rimangono credendo ancora nel merito. È stanco di essere sottoposto al referendum, ponte sì, ponte no, reddito di cittadinanza sì, reddito di cittadinanza no. Cioè, posso dire ponte sì se ci sono le condizioni, ma perché per andare da Trapani a Catania occorre più tempo che per andare da Napoli a Milano? Questo è il tema di reddito di cittadinanza sì o no? Posso chiedere come si pensa di affrontare il tema degli sbocchi occupazionali e come si pensa di dare una risposta a chi non ha di che vivere, non ha di cosa campare? È lo stesso tema che si affronta per quanto riguarda il Mezzogiorno, che è un tema che riguarda l'eguaglianza. E il Partito Democratico, fatemela buttare in politica, il Partito Democratico, che dovrebbe essere il partito dei diritti di eguaglianza, tace sul Mezzogiorno. Mi sembra che sia molto grave. È chiarissimo anche la carica, come dire, che lei mette ancora naturalmente nei temi che affronta. Noi purtroppo per ragioni di tempo la dobbiamo salutare, le facciamo davvero tanti auguri anche per il futuro politico che abbiamo avvertito che arriverà molto presto. Che vuole fare? L'europarlamentare? Che vuole fare? Il ministro? Che farà? Guardi, voglio continuare ad essere me stesso ed è per questo che spero che un giorno mi inviterete anche a parlare diffusamente dei migranti, dei diritti dei migranti che vengono violati da uno Stato scafista che chiede 5.000 euro per evitare di finire in questi centri di detenzione. Sapevamo che finivamo nella polemica. Va bene. Ma da questo punto di vista si dice che posso essere candidato alle elezioni europee, ma io ho un problema, io non ho correnti. Io ho consenso ma non ho corrente, quindi sarà il PD a decidere se decide secondo logiche di correnti o secondo logiche di consenso. Lo vedremo, per il resto, lo vedremo. Grazie Luca Orlando, autore insieme con Costanze Reuscher di questo libro interessantissimo sulla sua esperienza di sindaco per 22 anni, Enigma Palermo. Facciamo una pausa e c'è un promo da vedere insieme e poi parleremo ancora d'altro. Mannaggia! Ma che? Nicola Babescio. Ma che ci fai? Ma che fai? Non è che mi devo occupare solo di quelli che stanno dietro, a me piace pure quelli che stanno da quest'altra parte. Non dubito, ma non molestarli però, visto che molestarli? Stavo guardando e poi si vedono subito quelli che non sono clienti miei. Ah sì? C'è, guarda questo, chi l'ha pettinato? Il carrozziere l'ha pettinato, guardalo. Guarda questo. Non è che siccome non sono clienti tuoi puoi trattarli male, Lo sai come si chiama questo? Taglio a cipolla. Perché? Perché tu lo guardi e ti viene da piangere, guardalo. Però c'è un cliente mio qua. Ah sì? Lo vedi? Ma tanti di voi non vedono l'acconciatura perché c'è sempre il cappello. Però lui quando viene da me mi chiede sempre un'acconciatura mossa. Perché? È perché quello è Nino, un ballerino, capito? È un'istituzione qui. Però tra i tanti clienti c'è pure il mio amico Nick, guarda che acconciatura. Vediamola. Lui è un cliente mio, lui. Ah, lui, perciò lo tratti Guarda bene. che acconciatura meravigliosa, la sai come la chiamo questa acconciatura? Nostradamus. Perché? È la fine del mondo, guardalo. No, che meraviglia. Guardalo. Bravo, complimenti. Complimenti. Però non è bello che catechizzi e critichi chi non è tuo cliente. Non è una questione di chi è chi non è una questione che bisogna essere di un certo livello, questo lo sappiamo. Lo sapete? Che bisogna essere di un certo... Attenzione, la terza volta deve essere con la botta, di un certo livello. L'ho Ma danno la sentito, botta l'ho veramente. sentito. Il signore l'ha data la botta, l'ho sentita. Il signore ha dato la botta. Comunque da me vengono un sacco di VIP, un sacco di personaggi importanti. Vero. Qualche giorno fa mi ha sorpreso uno che è venuto. È venuto Salvini. Matteo Salvini. Matteo. Entra elegantemente, però è venuto con la compagna. Ti posso fare una confidenza? La compagna i capelli li lega. Ma no però, Comunque arriva Salvini, si accomoda
e mi dice fammi una tinta ai capelli e un taglio. Faccio il taglio e la tinta, mi sono distratto per quel cretino di Vito, ho fatto un casino, gli ho sbagliato la tinta e gli ho sbagliato pure il taglio. Tu però hai sbagliato. Io ho sbagliato, e quando uno sbaglia che fa? Rimborsa. Ho dovuto rimborsare Salvini. Credo che sia l'unica volta che guadagnate i soldi usando la testa, credo. Vabbè, questo non lo sappiamo, non vogliamo... Comunque scusatemi un attimo. Scusatemi un attimo. Vito! Ma non è che tutti i volti che vengo in detto ma fammi che cristiani può parlare brutto che mai? Ah! Guardalo. Sa cantare il triangolo, no? Non si fanno così i capelli a zero. E non capisce. Beh, io, ragazzi, credetemi, io adesso starei qui tutto il tempo, ma devo andare perché bisogna sistemare i ragazzi che stanno per venire. Sì. Io vado, ma tu quando hai bisogno, non esitare. Ma io o tutti? Era uno slogan? O... Tu. Cioè anche adesso? Anche adesso. Scusate, approfitto. Approfitta. Posso approfittare di te un attimo? Devi approfittare. Non ti fare, per favore. Di, che mi vuoi dire? No, non c'è bisogno che mi manometta. Che non ho messo mano da nessuna parte. No, guarda. Sì. Senti, per favorire la ricrescita, no? Quando faccio lo shampoo, mi suggerisci di usare l'acqua calda o l'acqua fredda? L'acqua santa. Vado. Tommy Serafino, stasera alle 21:30, da non perdere insieme. Marco Amato, ci sei Marco? Ci sono, buongiorno. Buongiorno a te, che bella tazzina di caffè, beato te che la bevi. Allora, oggi di che parliamo? Allora, i riflettori delle stelle stasera si accendono sulla bellissima Belen Rodriguez. Perché ho scelto questo personaggio? Mi è piaciuto moltissimo perché è una cuspide bilancia vergine. Perché ultimamente ha fatto parlare di sé rispetto al fatto che ha dato per 2 volte consecutiva buca al programma di Cattelan e che è un toro che tra l'altro presagiva l'avvicendarsi di una serie di interviste che la Fagnani, di cui abbiamo parlato ieri, ha fatto a 2 dei suoi ex, che sono rispettivamente il signor Corona e il signor Di Martino, uno Ariete e uno Bilancia. Ecco, questo guazzabuglio zodiacale mi ha fatto sorridere molto perché Belen è metà Vergine, metà Bilancia, quindi analisi assolutamente logica e Bilancia, indecisione, a volte la bellezza del divismo che ha contrassegnato tutta una serie di personaggi dello spettacolo. Beh, al netto del fatto che Cattelan è un toro, quindi ci tiene assolutamente ai suoi alla sua puntualità, alla parola data, assolutamente, l'invettiva c'è stata e c'è stato comunque una serie di domande che avrebbe fatto a Belen. Chissà come avrebbe risposto, mi viene da dire, visto che Di Martino è un bilancia anch'esso venusiano e Corona è un marziano e un ariete. Marte e Venere cosa fanno? Insomma, questo gioco d'amore, ma non solo, non sono solo pianeti che riguardano l'amore e la bellezza. Venere è anche il pianeta del benessere e dell'edonismo, quindi in realtà la cuspide ragionata della Belen ci fa semplicemente pensare che fa ciò che più le fa comodo. Tendenzialmente infatti ha accettato il programma della Venier, quindi ha preferito a Cattelan tutt'altro. Tutto questo per ricordarvi che Venere è anche un pianeta che ha a che fare con l'edonismo e con la convenienza delle cose. Beh, ci basti pensare semplicemente che la bellezza ha il suo costo. Oggi Luna in Pesci, la bellezza ha il suo costo. Anche la mitologica Venere, non andava tanto per il sottile quando si trattava di tradire il marito Vulcano con Marte. È tutta una serie di piccole invidie e gelosie mitologiche. Venere non è un pianeta così morbido come si può pensare. In ogni caso oggi Luna in Vergine, Luna dei sognatori, benissimo i segni d'acqua
Cancro, Scorpione e Pesci, un rallentamento però zodiacale perché Venere si trova con un Saturno e un Nettuno retrogrado, quindi la capacità di guardare alle cose dei 12 oggi deve essere un pochino meno disincantata e sicuramente più volta a creare un movimento oggettivo. Ci proveranno come al solito i fuoco, instancabili, gli aria concettualmente, anche se Bilancia e Acquario oggi sono stanchi, ma dovranno ottemperare ad alcuni loro impegni. I Terra sempre un po' più lenti, data questa luna anche che propone ostacoli, confusioni e deviazioni, quindi Toro, Vergine e Capricorno, attenzione a ciò che vi viene proposto. E detto questo, vi auguro buona giornata. Buona giornata a te verde, e grazie. In realtà è il colore di Venere. Buona giornata. Ah, Venere, mannaggia, grazie. Allora, il 28 settembre del 28 Arthur Fleming fa una scoperta rivoluzionaria. La penicillina, tornato dalle vacanze, nota che una muffa aveva impedito la crescita dei batteri, dando vita a un antibiotico appunto destinato a salvare milioni di vite. Questa innovazione varrà per Fleming il premio Nobel per la medicina. E parliamo adesso dell'indimenticabile Brigitte Bardot, icona di sensualità e fascino. Nasce il 28 settembre del 1934 a Parigi, ballerina. Non è attrice. lei quella che hai accanto tu, cantante. No. Incanta il mondo con ruoli memorabili in pellicole come La ragazza del peccato. Poi 28 settembre 73, questa qui, Brigitte Bardot. Ma siamo più avanti, la casa cinematografica, la Metro-Goldwyn-Mayer, è salvata dalla bancarotta. Ma vi andiamo qua, il leone, eccolo qua. Grazie alla fusione con la United Artists, la celebre mascotte Leo the Lion, il leone appunto, potrà continuare a ruggire all'inizio di ogni film. Il 28 settembre 2003 inizia il più grande blackout della storia d'Italia. Alle 3:30 del mattino tutto il paese rimane al buio. Un albero è caduto su un traliccio elettrico collegato alla Svizzera, scatenando questo evento. Dopo finalmente 22 ore la luce è tornata. Il 28 settembre del 2005 a Parma è iniziato il processo Parmalat. 18 membri del Consiglio di amministrazione, fra cui Callisto Tanzi, eccolo qua, sono sotto accusa. Le richieste di risarcimento saranno decise nel secondo processo contro le banche coinvolte. Stessa data, altro paese in crisi, 28 settembre 2005, il Congresso degli Stati Uniti dà l'ok ad un gigantesco piano di salvataggio economico da 250 miliardi di dollari, il più grande nella storia del paese. Per affrontare il disavanzo di bilancio di oltre 400 miliardi di dollari vengono anche annunciati tagli nella spesa pubblica. Il 28 settembre del 1938 è nato Benny King, che è una leggenda della musica del rhythm and blues, soprattutto con Stand By Me. C'è stato il film omonimo, l'hanno reinterpretato tutto. La cover più famosa è quella che ora ascolteremo fra un momento, quella di John Lennon nel 1975. Stand By Me, rimani accanto a me. Con questo vi salutiamo, rimanete con noi anche domani. Buongiorno Sicilia. Stand By Me, John Lennon. A domani.